E André Luis de Souza, classe 1985, il nuovo rinforzo con il quale il presidente Renzo Corvezzo spera di aumentare la prolificità del sin qui asfittico attacco nero-azzurro, al fine di provare a risalire la china in classifica. Il giocatore, lo scorso anno protagonista di un'ottima stagione tra le file dello Pitergina, si è subito messo a disposizione di mister Moreno Tomasello, svolgendo la prima seduta d'allenamento in Riva Lemene in vista dell'anticipo di sabato prossimo con il Favaro. André Luis de Souza, nuovo acquisto della Giulia Sagittaria, arrivi in un momento particolarmente delicato, che cosa ti senti di dare? Arrivo a questo momento, spero di aiutare la squadra a uscire di questa situazione e salvarsi, quello che ci meritiamo. Ecco, lo scorso anno allo Pitergina, protagonista di una buona stagione, ci vuoi un po' raccontare qual è stata la tua carriera fino adesso? Sì, ho fatto un po' di squadre alla Vicenza, Campodarsco, quindi abbiamo vinto i campionati di eccellenza, no? E poi sono arrivato lì a Pitergina, abbiamo fatto bene, cioè una bella stagione. Ecco, conosci qualcosa di questa società? Sì, di questa mi hanno detto un po' di cose, no? Hanno detto che è una tradizione, cioè sono una bella squadra, una bella piazza. Quindi una piazza che ha sicuramente un programma importante, è fondamentale appunto riuscire però a salvarsi quest'anno. Sì, per salvarsi hanno un piano, cioè per i prossimi 3 anni, magari fare bene a salvarsi adesso per magari costruire una squadra per i prossimi anni, cioè per salire di categoria. Ecco, tu sei atterrato praticamente ieri sera in arrivo dal Brasile, come sono le tue condizioni fisiche? Le condizioni non sono delle migliori, però mi impegnerò al massimo per arrivare il prima possibile, cioè, nella mia forma. Ecco, quindi diciamo che per sabato prossimo non sei disponibile? Magari 30 minuti, ci sono magari un tempo, speriamo di dare il massimo per arrivare subito.